Pallone per Ridenti, si ricomincia da Corsaletti, lo scambio tra i due. Prova la giocata Ridenti, se ne va, il tiro, il gol! Arriva al terzo minuto il vantaggio della formazione locale. Andrea Ridenti, destro imprendibile, destro imparabile, 1-0 Onei. Frenata, poi il pallone per Pergola, attenzione a Gentile in mezzo, il tiro, il gol di Gentile sul cross di Pergola, 2-0 per l'Itex Onei al minuto 10. Calcio d'angolo per i gialloneri con Ridenti sul punto di battuta. Pergola il tiro, la conclusione, arriva il 3-0 al minuto 14, Pergola, Itex Onei 3, Roma Calcio 5-0. Si fa vedere Toppi sulla destra, servito Gentile più avanti. Loco Rotondo è tutto solo, può pensare al tiro, lo prova, grande gol! Il poker di Loco Rotondo, un grandissimo sinistro, 4-0 dell'Itex Onei. Giocata bellissima ancora di Ridenti, poi il triangolo con Gentile, Ridenti, pokerissimo Onei, 5-0, la doppietta di Ridenti. Attenzione a Tacelli, pallone per Aloise, Tacelli, porta vuota, rete, accorcia la Roma con il suo capitano, 5-1 al 12° minuto. Il fischio, parte Gentile, il sinistro, il gol di Gentile, doppietta anche per lui e 6-1 per l'Itex Onei. Contro Dorazio per la possibile tripletta, parte Ridenti, il tiro e il gol, 7-1 dell'Itex Onei. Piciucchi, riparte Piciucchi, prova Piciucchi, il tiro e il gol, 8-1 il gol di Piciucchi, dilaga l'Itex Onei. Pallone sul secondo palo, Ridenti a porta vuota, sigla il 9-1, poker per Andrea Ridenti.
lancio, Piciucchi, attenzione Piciucchi, prova il pallonetto, il cucchiaio, il pallone è entrato, la rete di Piciucchi, l'Itex Oney vola sul 10-1. Il numero 5, Loco Rotondo, il tiro, la rete, 11-1 per l'Oney. Fallo laterale, pallone per Toppi, tantissimo spazio per il numero 2, pallone in mezzo, Pergola, 12-1 Oney, una goleada. Noi male, non abbiamo fatto nulla di quello che ci ha detto il mister durante la settimana e si ricomincia da martedì di nuovo sotto, il campionato è lungo, ci può stare che in un campionato del C2 noi entrassimo in campo così, no, però che alcune partite trovassimo delle difficoltà grandi. Cercavamo questo riscatto dopo Spinaceto, erano 3 punti fondamentali, ce l'abbiamo messa tutta, poi grazie anche al mister che ci ha guidato e per fortuna è andata bene. La prestazione all'inizio è stata ottima, comunque con tutto rispetto per la Roma il livello, la differenza tra le due squadre di livello si è vista comunque fin da subito. E per quanto riguarda il risultato sì è stato ampio, ma penso che poteva essere molto più ampio se cresciamo su certi punti di vista. Secondo me puntare a vertice è dura, io Nord-Ovest non l'ho mai vista giocare, ma mi hanno detto tutti che comunque è una signora squadra e soprattutto ha 3-4 spagnoli, non so quanti, comunque di un'altra categoria. Noi non penso che possiamo puntare al vertice, poi parlerà magari sabato il campo, sicuramente ce la giocheremo al massimo, poi se loro saranno più bravi come tutti dicono, complimenti alla Nord-Ovest, si va avanti e si guarda a quella dopo.